Amici di Sportiseri, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso in diretta dal Roberto Sorrentino di Trapani, pronto per mostrarvi e commentarvi la sfida che vede scendere in campo Accademia Trapani e Folgore Calcio Castelvetrano. Campanella, poi cerca anche la porta col mancino e non era brutto il tiro di Campanella. Un po' di testa invece arriva a chiudere Gueye, va a chiudere anche Pinto, talla dentro e poi il palo credo esterno da parte di Arthur, ma c'era una posizione di fuori gioco che potrebbe essere uno degli invitati e infatti va proprio da giù il palo che rimane lì e nessuno la spedisce in porta. Poi Campanella ancora sul secondo palo geniale, non ci ha creduto Ravazza, però l'avevamo detto effettivamente, Campanella con questi palloni a primo palo sono veramente tanto pericolosi. C'era Jargiu lì, la tocca credo con il tacco, l'allunga, poi palla sul palo, insomma un po' di sfortuna adesso per l'Accademia che credo meriterebbe anche di passare in vantaggio. Diallo alza lo sguardo verso Buongiorno, bucano in due, Buongiorno può attaccare la porta, Buongiorno, la parata del portiere e poi ancora l'Idrissù con la traversa. E insomma la fortuna non aiuta l'Accademia Trapani che continua con Arthur, palla ancora lì e poi la scivolata di Diallo salva tutto. Tanto avanti, quindi in realtà è più un 3-5-2. Tanto Campanella dentro per Genna che non impatta, è stato probabilmente ostacolato da Roboschi che è saltato tantissimo come sempre e non gli ha permesso di vedere il pallone. Infatti Genna è andato a colpire questa palla ma l'ha soltanto attutita, non l'ha nemmeno colpita. Nel frattempo problemi tecnici purtroppo non ci hanno permesso di commentare il gol della Folgore che è arrivato di subito un calcio d'angolo, vedendo Roboschi calcia anche lui con un colpo di testa. Dicevamo il vantaggio della Folgore che ha risposto alla prima vera occasione da gol e lo ha fatto subito. Campanella di testa, poi salta Mucciato, la si è impennata nemmeno un istante, a Mucciato si gira molto bene, cerca pure la porta e poi blocca, si accartoccia su se stesso. Campanella cerca ancora forse la porta, poi Carlo da Guanno cerca un traversone, palla che rimane lì, Ravazza non inquadra la porta veramente per pochissimo a Campanella e non da Guanno a battere il calcio d'angolo. Campanella di sta Genna da Guanno, secondo palo proprio per Campanella, poi Castiglione se la ritrova lì quasi in Bacher. Va Campanella, palla che rimane lì, forse un tocco con il braccio, non c'è nulla, si continua Idrissù e poi allontana Martongelli. Di testa allontana Gueye, poi arriva il pallone spazzato e va bene così perché la Folgore Calcio Castelvetrano trova la prima vittoria in campionato e lo fa nello scontro direttissimo contro l'Accademia Trapani, vincendo con il risultato di 0-1.